Se parliamo di Sydney, che è una cittadina australiana, così, giusto per dire, e di un campione, ci viene subito il nome di Oreste Lai, campione di Paratrap, un nostro esponente della nostra isola di Sardegna, testimonial di quest'ultima giornata dedicata a un progetto davvero incredibile che si chiama Agitamus. Oreste, quanto ti inorgoglisce? È una bella cosa portare la rappresentanza italiana a Sydney, soprattutto sarda, e poi portare via il titolo più ambito, l'oro, che è il campione del mondo. È stata un'esperienza che sinceramente mi ha fatto scendere anche due lacrime, non lo nascondo, mi sono subito abbracciato con il CT perché abbiamo fatto un gran lavoro con il CT e anche con la squadra della polizia, perché a me segue la polizia, le Fiamme Oro. È stata una fatica prima di partire, fatica, quindi ho scaricato tutto dopo la gara. Due lacrime ci volevano perché era una fatica, tutti volevano quel titolo, però è stato così, è venuto qua. Questo è un raggiungimento, un piccolo obiettivo, perché è chiaro che il meglio deve sempre arrivare nelle vostre specialità. Dal punto di vista di testimonial di un progetto così importante, dove i veri protagonisti sono i giovani che finalmente a ragion veduta incominciano a capire che la diversa abilità è un valore aggiunto da scoprire, da far crescere. Credo che sia un bel segnale intanto di civismo. Sì, è un gran segnale di civiltà, di umiltà, di apprezzare la diversità, perché alla fine la diversità in alcune cose, in altre si è anche più abili, quindi bisogna vedere bene questa diversità dov'è, no? Allora bisogna trasmetterlo ai giovani, soprattutto alle scolaresche, perché è già un lavoro che sta facendo anche la squadra della polizia, entrando nelle scuole a fare un po' di educazione civica, buon senso e tante altre cose, ma soprattutto capire l'inquadramento che si ha nello sport, l'educazione, il rispetto per l'avversario, per il prossimo, e questo ti trasmette anche caratterialmente una forma di educazione, secondo me. Oreste, si parla di diversità e poc'anzi lo hai anche sottolineato, no? Appena accennato. Tanti bambini nei loro elaborati hanno sottolineato il fatto che qual è la diversità? Non esiste, perché tante cose che fanno realmente i paratleti non riescono a farle i normodotati, quindi questo forse è veramente il ponte che congiunge quello che è il quotidiano, come dicono tanti, con quello che invece è un mondo che fino a qualche tempo fa sembrava inarrivabile. Sì, in effetti se guardiamo le statistiche, io adesso sono ignorante in materia, ma mi sa che quest'anno e anche gli anni scorsi i paratleti hanno portato a casa molto più medaglie dei normodotati, molti più passi per andare in Olimpiadi e soprattutto si stanno raggiungendo dei risultati alla pari con i normodotati in tanti sport, quindi questo dimostra che dov'è la diversità, dov'è la disabilità? Certo, perfetto, i buoni testimoni sono coloro i quali, nonostante la diversa abilità, concorrono con i normodotati, talune volte mettendoli proprio al muro. Tanti dietro in classifica generale. Oreste, parliamo di te un'ultimissima cosa prima che inizi questa kermesse davvero importante qui a Cagliari, come giornata finale del progetto Agitamus. Progetti in itinere, subito. Progetti a futuro? Sì. Allora non vedo l'ora che arrivi il caldo per iniziare la preparazione, perché ci abbiamo in programma a marzo Coppa del Mondo ad Al Ain, Emirati Arabi Uniti, e poi la cosa più importante, quest'anno voglio riprendere il titolo italiano perché l'anno scorso l'ho perso, ero reduce dall'intervento al femore, quindi titolo italiano, e poi difendere il mondiale che in Italia l'ho nato a Brescia. Come dice qualcuno, forza Varis! Forza Varis!